Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Siamo veramente felici di ospitare ancora una volta Antonio Scurati, che lo scorso anno, a dicembre, alla chiusura del nostro anno accademico, ha tenuto una lucida, sintetica, colta ed efficacissima Lectio Magistralis su Mussolini, populista. Con la pubblicazione di oggi, Gli ultimi giorni dell'Europa, siamo al terzo M. Il libro di oggi tratta anni cruciali, il 38, il 39 e il 40, e di questo il nostro autore discuterà con Giulia Albanese, storica, docente universitaria, presidente dell'Iveser di Venezia e nostra socia. Io non sono una critica letteraria, mi hanno detto di fare questa introduzione, quindi non voglio addentrarmi in terreni che non mi sono propri, ma cercherò di dirvi quello che ho provato da mera lettrice che però si è documentata anche con le interviste che ha rilasciato Antonio Scurati. E mi sono chiesta le ragioni, mi sono chiesta perché mi fossero tanto piaciuti gli M che ho letto e perché sono piaciuti a tantissime persone. E allora ho provato a darmi delle risposte, ve le consegno così senza nessuna pretesa. Innanzitutto penso perché su Mussolini e sul fascismo non si erano mai scritti dei romanzi. Ci sono sempre stati saggi, ma non dei romanzi. E scrivere un romanzo vuol dire scrivere qualcosa che sia fruibile da un pubblico vasto, che quindi già si prefigga, come credo fosse l'intenzione dell'autore, che molti lettori vengano intercettati. E molti lettori sono stati intercettati, lettori che probabilmente non avrebbero mai comprato, né aperto, né preso dalla biblioteca un saggio su Mussolini o sul fascismo, e che invece, attratti dalla, tra virgolette, facilità della lettura, dalla bella scrittura di Scurati, l'hanno letto e forse qualcosa hanno imparato, perché questo, come sapete tutti, questi sono romanzi storici, romanzi che sono documentati. E ci tiene a dirlo Scurati quando dice: ogni singolo accadimento, personaggio, dialogo o discorso qui narrato è storicamente documentato o autorevolmente testimoniato da più di una fonte. Quindi i nostri lettori hanno letto un romanzo, ma hanno anche studiato la storia. In secondo luogo, penso che Scurati abbia intuito, o meglio, siccome è un intellettuale, abbia capito che era venuto il momento storico e generazionale per scrivere un libro su Mussolini. Lui stesso dice che c'era una specie di divieto implicito, una specie di tabù nel parlare di Mussolini. Perché? Perché nel dopoguerra e per molti decenni siamo vissuti tutti in una narrazione fatta dagli antifascisti militanti. Una narrazione che giustamente nessuno vuole criticare, io credo, nemmeno credo Scurati. No, vedo la professoressa Albanese che si agita, ma noi poi la lasciamo. Questo è quello che ritiene Scurati. Ma secondo me è stato importante che sia stato così, forse non poteva che essere così, ma, come dire, ci sono anche delle fasi diverse nella nostra storia repubblicana e nella storiografia che la segue. Quindi, dice Scurati, fino a che c'era questa sorta di divieto implicito, questa narrazione per cui ci si concentrava più sugli antifascisti che sui fascisti, i primi pochi, gli altri tanti, forse non si è potuto scrivere. Ma soprattutto, e qui non faccio più arrabbiare la professoressa Albanese perché parlo dell'età di Scurati, lui dice di appartenere alla generazione degli ultimi ragazzi del secolo scorso.
è nato nel 1969, è una generazione alla quale anch'io, pur molto più vecchia di Scurati, perché ho esattamente 10 anni di più, alla quale mi ascrivo anche io, cioè quella generazione che ha avuto l'eco del periodo fascista, perché ha avuto un padre, una madre, uno zio, un amico che quel periodo l'ha vissuto, quindi ha avuto dei racconti in presa diretta, ma non è stata, come dice Scurati, presa in ostaggio. Quindi, non essendo, diciamo, invischiata in quel periodo nel bene o nel male, può raccontarlo. E se si può raccontarlo, dice Scurati, e questo gliene rendiamo merito, si deve raccontarlo. La terza scelta, che è stata una scelta veramente coraggiosa, ma che anche questa è stata una scelta vincente, è stata la scommessa di raccontare il fascismo attraverso i fascisti. Scelta vincente da un lato perché, come sappiamo tutti, è difficile raccontare un periodo, soprattutto quel periodo lì, raccontando la storia. È più semplice per un lettore non anche molto addentro a queste vicende sapere la storia delle persone. Quando leggiamo le biografie si capisce la storia molto di più leggendo magari una biografia vincente che magari leggendo un manuale di storia. Ma anche, devo dire, è stata una scelta coraggiosa, perché si esponeva alla facile critica, che credo poi ci sia stata, di dire: ma come, parli solo di Mussolini e non parli degli antifascisti, non parli di quelli che si opponevano diversamente. Ma qui consegno un ragionamento che ho sentito fare al nostro autore e che non so se riporto correttamente. Scurati distingue tra la storia, inteso in senso tradizionale, e il sentimento della storia. Cioè, lui dice: tu devi capire, tu uomo, che non sei primo e non sei stato neanche l'ultimo, che esistono i viventi, ma esistono quelli prima di te ed esisteranno quelli che verranno dopo di te, quelli magari che non hai conosciuto e che non conoscerai mai. E con questi tu devi entrare, dice Scurati, in risonanza. Questo è il sentimento della storia. E allora, se nella storia tradizionale sul fascismo si è scritto molto, probabilmente quasi tutto, e storicamente si sono fatti i conti con il periodo fascista, non abbiamo fatto i conti come coscienza collettiva, come cultura diffusa. Insomma, non abbiamo fatto i conti con il fatto che noi abbiamo inventato il fascismo e che noi italiani siamo stati fascisti. Con questo forse non abbiamo fatto i conti. E allora Scurati ci provoca e dice: a me interessa porre ai miei lettori questa domanda. Dove saresti stato tu al tempo del fascismo? Dove eri se c'eri? Dove saresti stato se non ci sei stato? Dove eri quando è incominciata la violenza, quando in Romagna dalla bandiera rossa si è passati così facilmente alla bandiera nera, quando persone geniali come Croce non avevano capito niente? E dice che probabilmente se a questa domanda fossimo sinceri nella risposta, forse dovremmo dire che eravamo dalla parte, che sarei stato dalla parte dei fascisti, o forse ero dalla parte dei fascisti, non magari i fascisti quelli violenti, ma i fascisti quelli che erano fascisti perché toccava esserlo, perché era meglio esserlo, perché stavano anche in silenzio. Quindi questa lettura diventa, dice Scurati, genera una sapienza esistenziale, perché questo interrogativo, ed è questa la parte più interessante secondo me, lo possiamo allargare al presente. Se noi siamo stati fascisti, quello che accade oggi o accadrà domani può, come dice Scurati, entrare in risonanza con quel periodo? Questa secondo me è la grande scommessa. Quando Antonio Scurati ha fatto alla Lectio Magistralis qui all'Ateneo a dicembre, ha parlato di Mussolini solamente, ma i paradigmi che ha portato per identificare Mussolini
populista erano a fotocopia applicabili a certi movimenti barra partiti che attualmente sono rappresentati nel nostro Parlamento. Quindi il paradigma di un tempo, quella che lui definisce mappa cognitiva, ci serve per capire il presente e forse anche per prevedere un po' il futuro. Per questo aspettiamo il quarto libro e volentieri lo presenteremo all'Ateneo. Grazie. Vi lascio il campo. No, allora prima faccio io il moderatore, mi automodero. Ops. No, prima di cedere buonasera a tutti, innanzitutto adesso vi salto il solito preambolo che faccio quando vengo qui, l'emozione, il fatto che sono cresciuto in questa città, eccetera, eccetera. Però tutto vero, è tutto ancora vivo, è abbastanza incombente questo nuovo, a sentire piccolo. No, prima di cedere la parola a Giulia, adesso non la chiamo la professoressa Albanese perché sennò mi sento ancora più così sotto giudizio. Vorrei ringraziare sinceramente tutti voi per essere qui. La libreria Studium, si chiama così, per aver voluto organizzare questo incontro e anche per aver ostinatamente cercato, è un tentativo disperato ancora in corso, di tenere aperta una libreria in questa città, e quindi mi sembra un atto meritorio, insomma, dal punto di vista culturale, e speriamo non scriteriato, ecco, dal punto di vista anche imprenditoriale. Però vorrei ringraziare, prima di entrare nel vivo, adesso qui siamo nell'imbarazzo epocale, no? Cosa si dice? Il presidente, la presidente, la presidentessa? La presidente o la presidentessa? La presidente. La presidente perché non mi aspettavo nulla di diverso essendo la presidente dell'Ateneo Veneto, ma raramente capita di essere introdotti da una persona così non solo competente, intelligente, questo lo diamo per scontato, non sta a me giudicarlo, ma che fa una riflessione preliminare, introduttiva, così sapiente, così documentata sul tuo lavoro. Ecco, è per me motivo di gratificazione e di questo voglio ringraziarla, darle atto e dirvi anche che non capita spessissimo, ecco, anche in luoghi che hanno una tradizione e una reputazione. Dopodiché stasera sarà un po' diverso dal solito, credo, perché io nelle ultime presentazioni, e lo sto già facendo adesso ma mi reprimerò, parlo praticamente, mi fanno una domanda e parlo per un'ora, ma questa sera abbiamo Giulia Albanese che, in quanto a comprensione storica del fascismo, è un'eccellenza nel nostro paese, e quindi mi sforzerò di consentire alla nostra conversazione di essere tale, ecco, e non un mio monologo. Intanto ringrazio anche lei per essere venuta. Grazie Giulia. Bene, grazie ad Antonio, all'Ateneo Veneto, alla libreria Studium. È un piacere essere qui questa sera, e buonasera a tutti. È un piacere essere qui questa sera a discutere con Antonio Scurati. Non è la prima discussione che facciamo sui suoi libri, non so se ha altre tante persone che hanno presentato tutti e tre i suoi libri, ma a me capita questa cosa, è il terzo che presento ed è sempre interessante perché ovviamente diciamo, abbiamo due prospettive sulla storia e sulla storia del fascismo che partono da punti di vista diversi, e quindi l'incrocio tra esigenze diverse, sia esplicative che narrative, oltre che di ricerca, in genere riesce a provocare, diciamo, dei pensieri nuovi, cosa che magari discutendo tra storici capita più raramente. E allora, diciamo, però vorrei soprattutto fare parlare Antonio, perché voi siete tutti qui per questo. Allora inizio
dicendo il volume lo conoscete credo tutti, molti di voi l'avranno letto, chi non l'ha letto avrà letto le interviste, avrà letto delle recensioni, sapete che è diciamo il terzo di una trilogia che ha portato Scurati a raccontarci nel 2019 gli anni che vanno dalle origini del fascismo, 1919, fino a diciamo l'omicidio Matteotti, 1925, un secondo volume, L'uomo della provvidenza, che ci racconta gli anni che vanno dall'omicidio Matteotti alla decennale della rivoluzione fascista cosiddetta, quindi fino al 32, sono 7 anni, e infine questo, il terzo volume M3, Gli ultimi giorni dell'Europa, che ci parla di 2 anni. 2 anni che vanno dal maggio del 1938, visita di Hitler a Roma, Ranuccio Bianchi Bandinelli apre il racconto, e arrivano alla dichiarazione di guerra del 10 di giugno del 1940. 2 anni molto intensi e molto importanti per il fascismo, che sono stati preceduti da questo racconto precedente del primo decennio, 12 anni diciamo, di fascismo, e che hanno però un buco in mezzo, e su questo poi tornerò rapidamente. 2 anni fondamentali, e che ci pongono una serie di problemi, e sicuramente li pongono al narratore, ma hanno posto anche agli storici una serie di problemi anche interpretativi importanti e non completamente risolti, nel senso che interrogativi sui quali gli storici continuano a dividersi e dibattere. Tra questi diciamo, il perché delle leggi razziali, cioè se le leggi razziali siano state diciamo, l'esito di un lungo percorso anche di trasformazione e di diciamo, radicalizzazione del fascismo dalle origini fino al 1938, o se invece siano stati un elemento di un processo imitativo via via realizzatosi nel fascismo nei confronti del erede, imitatore del regime nazista. Questo è uno dei problemi. L'altro problema significativo è anche diciamo, la guerra, no? Nel senso che, e questo diciamo, per gli storici è meno un problema, ma è un problema diciamo, anche di dialogo tra gli storici e l'opinione pubblica, la seconda guerra mondiale diciamo, è l'esito di una lunga storia del fascismo, prima di essere l'esito di una scelta o di delle scelte fatte da Adolf Hitler e seguite da Mussolini. Allora, tra questi due estremi esiste una dialettica, che è interna al mondo degli storici, ma non solo, e che è uno dei grandi argomenti di questo volume, uno dei temi con cui Scurati si confronta. Quali sono le continuità e le discontinuità tra questo volume e i 3 precedenti? Io personalmente ho un rapporto dialettico con questi volumi, e devo dire che man mano che li leggo mi piacciono di più, cioè il terzo mi piace di più del primo, ecco, diciamolo così. E sono dei volumi in cui anche cambia l'apporto di una serie di personaggi, attori storici, e in qualche modo in questo volume ce ne sono di meno che nei volumi precedenti. Essenzialmente diciamo, le figure principali, oltre a Benito Mussolini, sono appunto Ranuccio Bianchi Bandinelli, che apre e poi non ritorna, ma insomma è una figura significativa, Renzo Ravenna, Clara Petacci, Margherita Sarfatti, Italo Balbo, direi Achille Starace forse, insomma un po' più secondario, e poi una serie di altri ma minori, c'è il re, c'è Goebbels, Hitler, Daladier, Chamberlain, ma insomma in maniera un po' più ridotta. Diciamo chiaramente ci sono alcune figure attorno a cui c'è una maggiore tensione, no? C'è una tensione Mussolini-Balbo, Balbo compare poco ma è molto significativa la sua figura,
c'è una tensione diciamo, che è rappresentata dalla figura di Ravenna, che torna durante tutto il volume, anche se non è l'unica figura, diciamo, altra figura presente. Ci sono queste due donne, Clara Petacci e Margherita Sarfatti, che diciamo, sono gli unici due personaggi femminili presenti, praticamente direi, cioè a parte qualche piccola comparsa, per ragioni storiche. Gli anni di cui parliamo sono anni in cui nella scena pubblica compaiono quasi esclusivamente gli uomini, ma diciamo anche nella scena privata di Mussolini forse in quegli anni c'erano più donne, a cominciare dalla moglie Rachele, ma insomma ce n'erano probabilmente anche molte altre. Quindi è un volume che si concentra intorno a poche figure, alcune delle quali servono per discutere un problema, altre invece ci permettono di chiarire meglio anche così la geografia del fascismo e diciamo, il dialogo del fascismo con altre figure, e in particolare risalta la figura di Ciano, che è diciamo, il comprimario del volume, la persona più evidente, ed è interessante perché questo serve a Scurati a discutere con l'immagine da operetta del regime, che è un'immagine molto forte nell'opinione pubblica italiana, nel discorso pubblico italiano sul fascismo, e che è un'immagine che per fortuna Scurati rifiuta in maniera molto netta, no? E però con cui dialoga, cioè, perché in qualche modo questi volumi devono essere anche, per funzionare, cioè la ragione per cui così tanti lettori leggono Scurati è sicuramente l'oggetto del volume, è sicuramente la capacità dello scrittore di raccontare questa storia, ma è anche la capacità di Scurati di entrare in relazione con l'immagine, la memoria che gli italiani hanno del fascismo. E Scurati, diciamo, entra in relazione con questa memoria in modo, diciamo, lo dico un po', a volte un po' furbo, ma efficace, nel senso che diciamo, chiaramente c'è un elemento di, diciamo, le stesse copertine, gli stessi titoli parlano ad un pubblico che può avere posizioni molto diverse sul fascismo, anche se poi i contenuti sono chiari, ma insomma le copertine parlano a un pubblico che può avere posizioni diverse e diciamo noi abbiamo tutti un sostrato di luoghi comuni del fascismo con cui ci confrontiamo anche inconsapevolmente, ma in continuazione. Dal 1946 i grandi rotocalchi italiani hanno fatto parlare Rachele Mussolini, i figli dei gerarchi fascisti, eccetera, raccontandoci la storia di Mussolini buon uomo, diciamo in qualche modo travasando su di noi un'immagine bonaria, normalizzante, banalizzante del fascismo. Questo è qualcosa che è avvenuto dal 1946 nei grandi rotocalchi, se voi andate a leggere gente di quegli anni così, è continuato a partire dagli anni *80 nella televisione, attraverso una serie di programmi televisivi, eccetera, e quindi diciamo anche quella narrazione antifascista che va in una direzione molto diversa, convive anche negli antifascisti con un imprinting molto più forte, che è quello del discorso dei media, che è un discorso che va in una direzione completamente diversa. Allora io trovo e penso che Scurati dialoghi con questo, cercando al tempo stesso di usarlo per raccontare una storia in parte diversa, ma anche sapendo che esiste. E quindi in questo volume in modo particolare, secondo me, si vede, diciamo, la costruzione di una dialettica anche delle posizioni nel fascismo, che permette di ragionare intorno a quei luoghi comuni, che sono anche i luoghi comuni sul fatto che il fascismo è arrivato alla guerra senza troppe responsabilità, no? Allora con questo bisogna dialogare, perché non so se la maggior parte degli italiani, ma moltissimi italiani continuano a credere a questa cosa.
E quindi bisogna un po' farci conti. Allora secondo me questo libro riesce a metterci, a farci discutere su questo. Allora io comincerei con una serie di domande, così, e la prima è come, diciamo, perché questo taglio di anni? Cioè è chiaro che questi 2 anni sono 2 anni fondamentali, ma perché non c'è la guerra di Etiopia, non c'è la guerra di Spagna, non c'è, cioè, mancano una serie di, hai scelto di tagliare una serie di cose abbastanza significative. Aspetta, prima di rispondere, no. lui ha fatto una serie di altri tagli. Scurati comincia dal 19, no? Mussolini nasce negli anni 80 dell'Ottocento. E questa è una scelta secondo me riuscitissima, quella di cominciare dal 19, perché ci gli permette non solamente di raccontarci solo ed esclusivamente il Mussolini fascista, ma permette anche di sottrarsi alle fonti degli anni precedenti. E le fonti degli anni precedenti sono delle fonti molto, diciamo, quelle che parlano del Mussolini dal punto di vista personale. Ci sono fonti politiche, no? C'è Mussolini socialista, c'è l'esilio in Svizzera, ci sono tante cose, c'è la guerra, eccetera. Però le fonti che parlano della storia personale di Mussolini sono molto schiacciate sul mito. Allora, sottrarsi a raccontare l'infanzia di Mussolini vuol dire sottrarsi alla mitopoiesi di Mussolini per raccontare qualche cos'altro. Allora lui comincia dal 19 e sceglie di tagliare tutto questo. Io credo che lo faccia per questo, magari mi sbaglio, ma insomma lasciami questa illusione. Diciamo, mi interessa però capire che cosa, la scelta che c'è dietro questo taglio cronologico. Ma guarda, a questa domanda riesco a dare una risposta secca, no? Poi dopo invece magari in una risposta successiva riprendo alcune delle cose dette da te e dalla Presidente che per me sono importanti. Se devo essere onesto, ho deciso di non raccontare la campagna d'Etiopia, la creazione dell'impero, no? E la guerra civile di Spagna perché non ce la facevo. Perché andava al di là delle mie forze. Se dovessi proprio dare, adesso è registrata questa nostra, allora devo dare una risposta meno onesta e più diplomatica, perché erano 2 lobby, diciamo così, narrativamente di questa storia, strettamente intrecciati alla storia stessa e che indubbiamente conducevano in maniera determinante nei loro sviluppi successivi a ciò che io poi racconto, questa sorta di alla guerra mondiale, e consentivano di ricostruire una storia del fascismo come la storia di un movimento politico che fin dalle sue origini, fin dalla matrice, fin dal bagliore fosco della sua origine, destinava il fascismo stesso e l'Italia a quell'apocalisse che fu la seconda guerra mondiale, no? Queste 2 tappe intermedie, ma prossime, ci avrebbero chiarito con forza quanto vi fosse, diciamo così, se non un destino, una destinazione, quanto il fascismo non avrebbe che potuto condurci lì. Infatti in un primo momento avevo anche pensato di raccontarle retrospettivamente in una sorta di brevi flashback, ma la verità ultima è poi questa, che avrei dovuto aprire un fronte, diciamo così, narrativo, un cantiere di studi, letture, sforzi che andavano al di là delle possibilità di un singolo uomo, almeno di quest'uomo qua. E però questo adesso, visto che ci siamo, mi consente di dire che delle 2 grandi questioni che questo volume, questo romanzo lambisce o attraversa, dibattuti dalla storiografia oggi che la professoressa Albanese ci ricordava, e cioè la guerra, no? Io la riformulo con il linguaggio del domanziere. La guerra si sarebbe potuta evitare? L'ingresso in guerra dell'Italia fascista, attenzione, era inevitabile o si sarebbe potuto evitare? E la seconda questione, l'infamia, uso questa parola perché questo volume si sarebbe dovuto intitolare Il libro dell'infamia,
e anche questo lo diciamo perché poi la letteratura è fatta anche di editoria e l'editoria è fatta anche di editori, all'editore in capo, cioè proprio non piaceva questo libro, questo titolo per ragioni che non vi sto a dire, e io ho deciso di assecondarlo e non si intitola Il libro dell'infamia, ma L'infamia delle leggi razziali. Era iscritta a sua volta nella storia del fascismo, o Mussolini, diciamo così, il dittatore, capo, fondatore del fascismo, in quel periodo storico avrebbe potuto evitarla a se stesso, agli italiani, agli ebrei italiani e al mondo? Queste due questioni, diciamo, sono... E riguardo alla prima, come se io avessi raccontato la guerra di Etiopia e la guerra civile di Spagna, forse i lettori avrebbero capito con maggiore evidenza e con maggior forza, alla prima domanda io rispondo sì. Lo sprofondare dell'Italia fascista, nell'abisso della seconda guerra mondiale, di questa ecatombe, di questa apocalissi in terra, abisso che lei stessa contribuì a scavare, perché la metafora dell'abisso non rende giustizia agli accadimenti, cioè non è che l'Italia fascista è giunta sul ciglio, no, di un orrido, di un burrone naturale ed è rimasta lì in bilico, perché è rimasta lì in bilico ed è quello che io racconto, e poi a un certo punto un soffio di vento o un inciampo o una pulsione suicidia ve l'ha precipitata. L'Italia fascista, con le decisioni di Mussolini e dei suoi dirigenti e cose, è come se l'avesse creato, come se l'avesse insieme ad Hitler e alla Germania nazista, come se quell'abisso l'avesse spalancato essa stessa sulla terra prima di cadervi dentro. Ebbene, sebbene io racconti la storia di una tergiversazione, la storia di una decisione a lungo procrastinata, tormentata, combattuta, di un Mussolini che, quando Hitler, appunto nella prima pagina del romanzo, cala dalla Germania sui treni speciali alla stazione di Roma Ostiense, inaugurata per l'occasione, in parte ancora una stazione, diciamo così, scenografica di cartapesta, non sarà aperta al traffico passeggeri ancora a lungo, ma costruita apposta per ricevere Hitler che scende dalla Germania con un codazzo, una corte di ben 500 persone, perché i dirigenti nazisti fanno a gara nelle settimane precedenti per poter essere su quel treno, non solo perché vogliono essere insieme al loro Führer, ma perché è un viaggio in Italia. E tutto sommato i tedeschi, quando si tratta di scendere in Italia, vengono sempre volentieri, e non era diverso per i nazisti. La signorina Eva Braun, come tutti si riferivano, come tutti dicevano rispettosamente, che fa parte del seguito e che era l'amante sui generis, diciamo, di Hitler, annota nei suoi taccuini, dopo il passaggio a Firenze, il saccheggio che ha condotto dei negozi di Ferragamo, non so, 6 paia di scarpe, cose, quindi c'era anche del turismo. Ma in quel momento, quando Hitler scende, Hitler ha chiarissimo il suo, come tutte le personalità, diciamo, potremmo dire ossessive, ha chiarissimo il suo disegno, sia per quanto riguarda l'antisemitismo feroce, il progetto di sterminio degli ebrei d'Europa, sia per quanto riguarda la guerra di conquista che lui intende muovere all'Europa e al mondo, ma Mussolini no, che non ce l'ha chiaro. Mussolini, in questo fedele a quell'uomo cavo, vuoto di strategie, di idee fondanti, di programmi politici, è sempre pencolante tra un'opportunità, una convenienza, una cosa, lui non ha ancora deciso. No? E oscilla, e brancola, e si strugge, e si tormenta, ma secondo me è un falso movimento, no? È un avvitarsi diciamo così, sull'asse della violenza fascista, che ne è del fascismo la matrice d'origine e che ne rappresenta la provenienza, la rotta, perché la violenza ha accompagnato sempre il percorso del fascismo fin dal suo primo giorno e lungo tutti i giorni della sua esistenza storica. Io nel secondo volume, per ricordarlo, decido di raccontare una pagina atroce di questa violenza connaturata al fascismo e poco nota, non solo
alla coscienza collettiva, no? Ma perfino agli storici di professione, nel senso che è stata indagata meno di altre pagine, quella della violenza coloniale genocida praticata dall'Italia fascista in Libia a cavallo al giro degli anni 30, quando l'Italia fascista, bisogna sempre aggiungerlo, l'Italia fascista, perché quella era l'Italia fascista, era l'Italia. Mi ha fatto piacere che la Presidente riprendesse questa tesi che io cerco sempre più di divulgare, cioè del fatto che fare i conti con il fascismo significherebbe, ormai io temo che sia un'occasione storica andata definitivamente perduta dopo le ultime elezioni, quando gli eredi di quella cultura politica e di quella storia politica sono giunti al potere nel nostro paese non contribuendo a quella presa di coscienza, no, come fenomeno culturale, come processo culturale, ma diciamo così contribuendo alla sua ennesima rimozione. Io sostengo che fare i conti a livello di coscienza collettiva con l'Italia fascista significhi fare i conti con il fatto di essere stati fascisti, e questo è vero, e quindi che gli italiani furono in larga maggioranza fascisti, e quindi è la storia d'Italia, ma va sempre aggiunto alla storia dell'Italia fascista, perché è la storia degli italiani che furono conquistati e violentati e sedotti dal fascismo, non è la storia degli italiani in quanto tali. E quindi, dicevo, l'Italia fascista opera nella Libia a metà, diciamo, della sua parabola storica, della parabola storica del regime, grosso modo, a cavallo degli anni 30, un genocidio, no? Per reprimere la resistenza della popolazione libica dell'altopiano, che resiste fieramente agli invasori, che eravamo noi, decide una deportazione di 100.000 civili dall'altopiano verso un sistema di 16 campi di concentramento così definiti nei documenti ufficiali firmati da Mussolini, non da Mussolini, ma anche da Badoglio, a cui poi affideremo le sorti, no, per breve periodo del nostro paese dopo la caduta del fascismo, così definiti, deportazione che comporta in questi viaggi della morte, in queste condizioni miserrime, subumane di vita, la morte di metà di quei 100.000, no? 50.000 civili morti lungo il percorso, nella piena consapevolezza di chi decide la deportazione, no? Badoglio che scrive: sarà una cosa terrificante, una tragedia per questo popolo e cose, ma noi dobbiamo farlo. Quindi la violenza è l'origine, l'alfa, accompagna la storia del fascismo, una violenza su vasta scala, una violenza che è una specifica forma di violenza, che è una violenza militare ma anche politica e storica, no? Un movimento verso la storia che si nutre e fa leva sulla violenza costante, la accompagna in ogni sua fase, anche quando il regime è stabilizzato, quando l'antifascismo è stato ormai in qualche modo sradicato con la violenza, e quindi quando Mussolini detiene quasi ogni potere e la violenza viene esportata verso i confini, no, insanguinati del nostro territorio nazionale, e la violenza è la provenienza ed è la destinazione ultima. No. Quando Hitler si pone al cospetto di fronte, la professoressa Albanese prima parlava di questa sorta di mimetismo, di questo rispecchiamento mimetico, no? Quasi a volte di un conflitto mimetico tra Hitler e Mussolini che fu maestro di fascismo di Hitler e che così si guadagnò la sua devozione, la sua ammirazione personale, perfino la sua amicizia, no? Hitler riteneva di essere amico personale di Mussolini, anzi che Mussolini fosse l'unico amico che aveva al mondo, no? Pensate che tipo d'uomo doveva essere Adolf Hitler, no? Uno che aveva per unico amico al mondo Benito Mussolini. Fa sorridere, ma è terrificante, no? E però Mussolini si rispecchia in questo specchio terribile che è Hitler e che è la violenza nazista,
Io in questo volume mi sono chiesto, volevo raccontare il nazismo, ma non avevo certo la pretesa di poter raccontare Hitler e il nazismo, no, già ho la pretesa di poter raccontare Mussolini e il fascismo, figurarsi. Allora mi sono chiesto cosa vedeva Mussolini quando guardava Hitler. Noi tutti oggi sappiamo, crediamo di sapere cosa sia stato Hitler e il nazismo, sapendo cosa è accaduto negli anni successivi, no? Gli stermini, le catombi e cose. Ma nel 1938, quando questo scende in Italia con 500 persone al seguito, le Reichsführer che vengono a fare acquisti da Ferragamo e cose, lui cosa vede quando guarda Hitler? No? Vede l'inferno che Hitler porta con sé? E lo vede sì, ne vede il volto demoniaco, ne ha paura, lo giudica a volte come noi potremmo giudicare in un discorso da bar, no? Hitler dicendo quel pazzo, quel pervertito. Mussolini usa esattamente queste parole nei momenti di collera nei confronti di Hitler, no? È un maniaco sessuale. Così lo definisce già molto prima, che per il maschio fascista è il massimo, no, dell'infamia. Lo vede, ne ha paura, si specchia, vede rispecchiata la violenza fascista che accompagna il fascismo fin dal primo giorno nella violenza nazista, come uno specchio che la distorce e la amplifica ulteriormente, no? E quindi il suo dilemma, il suo dubitare, il suo calcolare, il suo essere apparentemente così lucido e freddo, calcolatore di giocare su due tavoli, faccio questo perché mi conviene, perché lucro sui guadagni delle conquiste militari della Germania nazista, porto qualche migliaia o centinaia di morti al tavolo della pace, intanto tratto sotto banco con gli inglesi di qua c'hanno. Alla fine è un gigantesco autoinganno, no? Su due versanti, quello di chi si crede ancora il maestro dei giochi, no? Di poter lui, politico più sapiente, più scaltro, più furbo, questa parola, no? Più furbo, che mi dispiace che la professoressa mi abbia dato il furbo perché è la nostra condanna nazionale, no? Quella alla furbizia, perché la furbizia ci perde, l'idea di poter essere più furbi dei nazisti, pensate che sciocchezza, no? Di poter giocare Hitler sul tavolo della politica, mentre di fronte a sé aveva qualcuno, Mussolini, che, come è stato detto autorevolmente da un grande storico tedesco, l'Hitler del ormai 38-39, che stava al di là della politica. Non ragionava più in termini politici, ragionava in un'ottica quasi, diciamo, storico-religiosa, no? di escatologia, di qualcosa che proiettava la nazione tedesca dentro un destino che aveva a che fare più con il mito che col calcolo e il ragionamento politico, ma anche l'autoinganno di pensare di poter essere qualcosa di diverso, lui Mussolini, inventore, capo e fondatore del fascismo, da ciò che era. Cioè l'inventore, il fondatore è il capo di un movimento, di un partito e di uno Stato e di una nazione che erano segnati, no, fin nel profondo dell'origine dalla violenza distruttrice. Proviamo ad entrare un po' nel laboratorio dello scrittore. Diciamo una serie di figure che tu scegli come figure fondamentali di questo volume, ma questo è capitato anche nei volumi precedenti, non sono necessariamente scontate. Non è scontato che il cuore sia Renzo Ravenna rispetto ad altre figure possibili, non è scontato che sia anche Ciano, tutto sommato, no? Allora a me piacerebbe, che penso che possa essere interessante per il nostro pubblico, sia capire come tu scegli queste figure, attraverso che processo passa, sia come dialoghi con le fonti, siano esse storiografiche o invece documentarie o appunto i diari dell'epoca, eccetera. Questo possa essere un elemento di interesse. Ma guarda, almeno io sono uno scrittore che rispetto ad altri, non in assoluto, credo abbia una certa consapevolezza anche di tipo teorico riguardo a ciò che fa, anche perché poi ho sempre studiato e insegnato teoria letteraria e adesso letterature comparate, quindi, e ciò nonostante
alla fine il romanziere è un bricoleur. Quando prima vi dicevo non c'è, la ragione ultima per cui non ci sono la narrazione dell'Etiopia e della Spagna è una questione di forze dell'autore, no? Di economia. Non credo di aver mentito nel senso del vezzo di chi dice proprio per quello. È un po' un bricoleur il romanziere, a differenza dello storico che non deve permettersi, no? Questo bricolage, deve seguire un metodo che è più confortante, nel senso che ti indica la via, è già tracciata, mentre il romanziere se la deve tracciare da solo, cioè deve avanzare a colpi di macete nel fitto della boscaglia, deve aprirsi la via dentro la propria materia, no? Non è una via già tracciata, no? Però dice let's see who we got, vediamo cosa abbiamo qui, no? Che pezzi abbiamo, come possiamo mettere insieme questo... E con estro, no? Con inventiva nella migliore delle ipotesi, con cialtroneria nella peggiore. E io quando di fronte a questo argomento narrativo ho detto, allora, la questione della presenza di Renzo Ravenna fu il podestà fascista, e qui ritorna l'aggettivo che non è solo qualificativo ma è quasi un sostantivo, no? Dovremmo dire il fascista podestà di Ferrara? E fu uno dei due podestà fascisti o fascisti podestà ebrei in Italia, no? Sul secondo vabbè la questione più controversa e io decido di assegnare al personaggio Renzo Ravenna la sottotrama che mi consente di affrontare l'altra grande questione, enorme questione aperta da questi 2 anni, e cioè quella delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei d'Italia da parte dei fascisti italiani. Qui perché decido tra i tanti perseguitati, no, in cui avrei potuto personalizzare, come fanno i romanzieri, il tema delle leggi razziali, di affidarlo, questo racconto, a un ebreo? Perché in questo sono, diciamo, coerente, fedele a una scelta che ho fatto, scusate, non a un ebreo, è ovvio che sarebbe stato un ebreo, a un ebreo fascista o a un fascista ebreo, no? Sono coerente con la decisione che ho preso fin da principio e che la Presidente ricordava, e cioè quello di raccontare il fascismo attraverso i fascisti e non attraverso lo sguardo sul fascismo delle loro vittime. Per ciascuno di questi volumi, dei 3 volumi, oltre alla storia dei carnefici, no, dei fascisti stessi, quelli che hanno maggiori responsabilità, no, da Mussolini in giù, c'è la storia di una delle loro vittime. Nel primo volume c'è la storia di Giacomo Matteotti, che diciamo per quegli anni le ricapitola un po' tutte, le vittime del fascismo, le vittime attive, i dissidenti, gli antifascisti attivi, no? Nel secondo volume, L'uomo della provvidenza, la vittima è a sua volta un fascista, che poi cade vittima il segretario del Partito Nazionale Fascista, Turati Augusto, che cade vittima di quella stessa macchina anche di odio, di mortificazione umana, di avvilimento della persona che lui ha potentemente contribuito a costruire, il fascismo stesso. E nel terzo volume c'è ancora una volta un fascista molto diverso da Turati. Renzo Ravenna fu un fascista tardivo, un fascista quasi d'occasione, potremmo dire, no? Perché lui era amico di Italo Balbo fin dall'infanzia, molto amico, vero amico di Italo Balbo, era cresciuto giocando in strada con lui e poi da ragazzo a Ferrara, e non era un fascista della prima ora, si iscrisse al Partito Nazionale Fascista quando
tardi, diciamo, non partecipò allo squadrismo, sebbene fosse amico di Italo Balbo, e Italo Balbo sia stato in qualche modo l'inventore, se vogliamo, dello squadrismo sistematico organizzato in forma militare, tant'è che Italo Balbo, quando lui partiva con le sue spedizioni, diciamo, punitive, con le sue spedizioni aggressive, e l'itinerario di solito era al bar a ubriacarsi, sui camion a picchiare, uccidere, massacrare, e poi al bordello, no? Questo è, diciamo, il tragitto dello squadrista. Diceva, no, queste non sono cose per Renzo, nessuna delle tre, no? E però Renzo Ravenna poi accetta di buon grado di diventare il podestà della sua città. Cioè nel momento in cui tutte le libertà democratiche vengono soppresse, quindi non è più il sindaco eletto, ma il podestà nominato da Roma, Balbo lo segnala, e lui per 12 anni, mi sembra, governa questa città molto bene, l'amministra molto bene, è una città che amava, sarebbe stato un ottimo amministratore, sarebbe stato un ottimo sindaco se fosse stato eletto. Il problema è che non era stato eletto, era stato nominato con quella violenza antidemocratica dagli stessi che poi di lì a qualche anno lo metteranno in un angolo quando la politica appunto del regime andrà verso l'amicizia con la Germania e poi l'alleanza, e che poi di lì a qualche anno gli stermineranno l'intera famiglia, no? Perché Renzo Ravenna conoscerà questo destino particolarmente crudele di sopravvivere lui e i congiunti più stretti, ma di avere tutti i propri familiari, a cominciare dalle sorelle, dai nipoti, sterminati nei campi. E quindi secondo me era più facile, più efficace raccontare le tante vittime di questa infamia, scegliendone una che fosse stata anche artefice del proprio destino, no? E qui brevissimamente provo a dire la mia sulla grande questione, no? L'antisemitismo, il razzismo era iscritto, no? Fin dall'origine nel fascismo, nel mussolinismo, oppure no? Io so che c'è un vastissimo e approfondito dibattito storiografico, una ricerca. L'intelligenza narrativa che applico io a questa materia mi dice questo. Io propendo per il no. Si potrebbero ricordare tanti episodi, a me piace ricordare, perché penso che sia eloquente, il discorso di Mussolini alla Fiera del Levante di Bari nel 1934, quando lui, era un momento in cui i rapporti diplomatici con la Germania nazista non erano buoni, Hitler era al potere da poco tempo, pronuncia queste parole quasi letteralmente: millenni di civiltà latina, no, ci consentono di guardare con superiorità dall'alto, adesso non sono proprio letterali in questo momento, con non so se usi la parola disprezzo o compassione, no, a certe deliranti teorie d'oltralpe. E si riferisce alle teorie antisemite, che invece sono un cardine ideologico del nazismo da sempre, fin dal giorno in cui Hitler, in una cella dove è stato rinchiuso, detta a Rudolf Hess, dopo il mancato putsch di Monaco, no, il suo Mein Kampf. Ecco, è una dichiarazione che noi in qualche modo forse potremmo quasi sottoscrivere, no? È bella l'idea che millenni di civiltà latina ci avrebbero dovuto preservare dal bacillo dell'antisemitismo. È che io non credo, sicuramente non era un architrave. Non era un architrave come lo era per il nazismo, e credo che in qualche modo quella storia sarebbe potuta essere diversa se Mussolini avesse trovato la convenienza, l'opportunismo, la cosa di attenersi a quella frase. E ciò non di meno, nel momento in cui nel settembre del 1938 Renzo Ravenna, che ancora come molti ebrei fascisti dell'epoca si ostina a non voler vedere, pateticamente, no? In senso alto, non vuole vedere, non vuole credere, riceve da suo figlio maggiore la notizia che tutti i bambini italiani ebrei sono stati espulsi da tutte le scuole del Regno, e che i suoi figli più piccoli dal giorno dopo non hanno più una scuola, e manda suo figlio a comprare il Corriere Padano, perché non crede neanche al Corriere della Sera, perché il Corriere Padano è diretto da un suo grande amico, no? Nello Quilici, grande intellettuale, persona coltissima, e quindi lui il mondo l'ha letto attraverso quelle colonne, e quando il figlio glielo porta e vede un editoriale non firmato, quindi del direttore, sulla questione razziale, che è più razzista di quello del Corriere della Sera, gli crolla il mondo addosso, scopre che dal giorno dopo i figli non hanno più una scuola, deve fare i conti con questa realtà, e in quel momento
nessun paese d'Europa, nemmeno la Germania nazista, forse nessun paese del mondo ha una legislazione razziale, o anzi razzista, così severa. Nemmeno i tedeschi a quella data hanno espulso i bambini da tutte le scuole del Reich, no? E gli italiani non capiscono, si dice, no? Moltissimi italiani non capiscono, non condividono, non sono antisemiti, no? Non sono profondamente razzisti come non lo è Mussolini. E la cosa che a me, forse qui c'è il narratore che prevale, interessa sottolineare, lo faccio anche qui, è che contrariamente, no, a quella vulgata un po' urbanizzante, un po' edulcorante, no? Che i rotocalchi, come diceva giustamente la professoressa Albanese, fin dal dopoguerra ci ammaniscono del mito personale di Mussolini, in fondo del Mussolini accettabile, no? Che si accompagna a questi stereotipi, a questi luoghi comuni, falsi, quanto sono vasti, degli italiani brava gente. A me preme dire questo e ve lo pongo come interrogativo: ma secondo voi, no, un capo di Stato che programmi lo sterminio degli ebrei d'Europa per una convinzione in lui radicata fino al midollo, inseparabile dalla sua visione politica del mondo e dal suo delirio personale, è migliore o peggiore di un altro che, pur non essendo tutto sommato profondamente antisemita, no, è razzista, per convenienza, per opportunismo, per meschino calcolo politico, gli consegna a quello stesso sterminio i suoi concittadini senza nemmeno credere in quello che fa? È un popolo, il nostro, di noi italiani brava gente, che non capisca queste leggi razziali, che anche per sentimento nazionale non le senta proprie, non le condivida. Ma come? Questo è un mio compagno di scuola, ci ha giocato a calcio fino a bambino, perché adesso non deve più venire a scuola? Ma come Italo Balbo? Renzo Ravenna è stato il miglior sindaco di Ravenna di Ferrara che abbiamo mai avuto, no? Perché Mussolini adesso lo vuoi? È stato un valoroso combattente. Un popolo che non condivida la persecuzione razziale, antisemita del proprio capo, e ciò non di meno non muova un dito. Non muova un dito. Quanti nel 1938, non avendo condiviso, non avendo capito, avendo biasimato, hanno fatto attrito? È migliore o peggiore di un popolo convintamente razzista? Io devo dire che non ti seguo in questa lettura, nel senso che per due ragioni. La prima è che io non sono convinta che questo popolo non fosse così. Cioè, penso che l'assenza di attrito ci racconta delle cose sugli italiani che poi gli italiani non hanno voluto raccontarsi e che in realtà, diciamo, per tante ragioni, dalla convenienza alla non conoscenza, gli italiani hanno accettato di essere antisemiti e con questo noi dobbiamo fare i conti. E quindi, diciamo, in parte tu lo dici, ma non completamente, cioè lo fanno senza volerlo. Secondo me lo fanno, cioè, probabilmente volendolo. La cultura e il sentimento, diciamo, antisemita o l'opportunismo era molto più diffuso di quanto noi ci raccontiamo? Io penso di sì. Può darsi, e penso anche che quelle leggi razziste che tu, diciamo, come intellettuale dici sono, diciamo, una scelta di quei giorni e così, secondo me nel romanzo questa questione emerge con meglio di come la racconti a voce, esce meglio nel senso che emerge quanto queste leggi fossero state precedute da una serie di passaggi fin dal 1933 che ci indicano che il tema non è solo l'imitazione nei confronti di Hitler, ma è, secondo me, una questione che viene forse ancora da prima degli anni 30, viene fin dagli anni 20, cioè il trasformare
l'Italia e progressivamente ridurre i confini della cittadinanza, per cui un po' alla volta non sono più italiani gli antifascisti, poi non sono più italiani gli italiani che parlano delle altre lingue e poi progressivamente sono sempre meno italiani gli italiani che non sono cattolici, a prescindere. Dopodiché arrivano gli anni 30 e arrivano gli anni 30 con quello che il nazismo determina, con tutto questo, e a quel punto quel percorso lì si incrocia con un altro percorso che rende possibile, ma iscritto nel DNA del fascismo, pur non essendo nell'architrave, quella scelta. Allora, da quel punto di vista, io trovo, non sono una sorpresa le leggi razziali del 1938, non sono un'imitazione della Germania nazista, e il dialogo, l'intreccio, la costruzione comune di un regime dittatoriale criminale non è qualche cosa che comincia o avviene con il nazismo. Cioè, il fascismo italiano ha creato l'Europa fascista. E l'Italia fascista ha creato la Germania nazista per molti versi ed è stata poi anche trasformata dalla Germania nazista. Allora, questo è qualcosa con cui bisogna fare pienamente i conti e, diciamo, il fermarsi sulla biografia di Mussolini per tanti versi non aiuta, o aiuta e non aiuta, perché è vero che poi Mussolini, lui personalmente, è questa cosa concava che a seconda delle opportunità decide una cosa o decide l'altra, però di fatto quel suo regime a cui lui ha dato vita prende vita e, diciamo, ha una sua vita che corrisponde alle scelte di Mussolini, ma fino a un certo punto, cioè c'è una struttura dietro, certo, che prende una direzione, quella direzione lì è fino a un certo punto, e da questo punto di vista il romanzo è efficacissimo, perché da questo punto di vista si vede proprio che Mussolini, diciamo, è costretto ad andare alla seconda guerra mondiale, ma è costretto perché lui ha creato il fascismo in quella maniera, non è costretto perché lo costringe Hitler, perché non andarci sarebbe tradire il fascismo e l'Italia fascista che lui ha creato. E quindi c'è una separazione, bisogna vedere questa dialettica che esiste tra il fascismo, la struttura che il fascismo è diventata, non solamente grazie ai fascisti, ma grazie ai nazionalisti, grazie ai tecnici, grazie a tutto quello che il fascismo ha messo in moto a suo vantaggio, e quello che Benito Mussolini pensa. Esiste una dialettica e quella dialettica è continua, è consustanziale al regime fascista e determina delle soluzioni talvolta anche, diciamo, in parte malgrado, e questa difficoltà esistenziale che poi noi leggiamo in tante fonti è la difficoltà, diciamo, di trovarsi di fronte a una storia che si è determinata, ma al tempo stesso per cui ci si rende conto che poi l'Italia va anche in altre direzioni, ecco. No, ma intanto a me fa sempre piacere, un piacere perverso, quando qualcuno mi dice che preferisce i miei libri alle mie, diciamo così, mini orazioni retoriche, perché io credo comunque che se avevo qualcosa da dire, l'ho detto nei libri, no, non tanto in queste, no, sono rimasto fedele a una vecchia idea del secolo scorso dell'opera, no? Quella cosa che uno lascia, poi la parola, l'oralità conta, ma è evanescente, e quando qualcuno poi mi dice guardi, io ho amato, mi sono piaciuti i suoi libri, però non condivido per niente le interviste che fa ai giornali in cui, no, prende delle posizioni politico-ideologiche, mi fa quasi perversamente piacere. Ma al di là di questo, sono più d'accordo con la professoressa Albanesi di quanto non sia d'accordo con me stesso, cioè nel senso che forse appunto in una certa enfasi oratoria ho dato un'impressione sbagliata. Io non credo affatto che quando sottolineo che le leggi razziali non discendono, no, in linea quasi di deduzione logica da un originario antisemitismo di Mussolini e del fascismo, non intendo affatto dire che furono qualcosa di estraneo al fascismo,
no? Quasi di un voluttuario, di episodico. No. Condivido pienamente il discorso di Giulia. Io userei più che struttura, no? Il fatto che comunque l'azione politica e storica di Mussolini e dei suoi accoliti avessero poi generato una struttura che in qualche modo li superava, no? li inglobava, li condizionava. Io parlerei più di dispositivo, no? In senso anche Foucaultiano, ma adesso qui non voglio tediarvi. Quando lei dice c'è la storia del fascismo al potere è una sequela addirittura progressiva di momenti in cui vengono esclusi, no, diciamo così, dal diritto non solo di cittadinanza ma di territorialità, no, civica in Italia, ora gli antifascisti, domani i non cattolici, eccetera, eccetera, sta dicendo qualcosa di verissimo e poi questa struttura arriva a escludere, no, a emarginare, a perseguitare gli ebrei italiani. Io credo che lei stia indicando invece qualcosa che io più che la concepisco come una struttura, come un dispositivo, no, che una volta collaudato può funzionare applicandosi ora a questi, ora a quelli. E il dispositivo viene messo a punto nelle fasi proprio originarie del movimento fascista, cioè gli anni del biennio rosso, biennio nero, cioè della lotta nelle strade e della propaganda che l'accompagna, e si perfeziona con i socialisti, cioè avendo come proprio bersaglio i socialisti. Quest'idea che, ed è, come ricordava la Presidente, un dispositivo che io credo, ci piaccia o non ci piaccia, ritroviamo nella propaganda dei populisti odierni, cioè quella di una efficacissima ma brutalmente semplificatrice distinzione amico-nemico, per cui la complessità della vita moderna e dei suoi problemi che nutrono la complessità e la problematicità della vita democratica viene spazzata via con la promessa di una semplificazione, no, brutale ma efficace e riposante, diciamo così, sul piano immaginario della realtà, con la riconduzione di tutto, di tutte le nostre problematiche, di tutte le nostre difficoltà, a un semplicistico schema amico-nemico, all'individuazione di un unico nemico, no? A cui ricondurre tutti i problemi del nostro tempo, e con la caratterizzazione di quel nemico come invasore. I socialisti venivano dipinti come invasori, sebbene fossero italianissimi, perché, stando alla propaganda fascista, portatori della peste asiatica, perché guardavano alla rivoluzione d'ottobre, alla rivoluzione russa e quindi all'Asia, no, come proprio ideale. Invasore ma accampato sul territorio nazionale, cioè è uno che viene da fuori ma sta già dentro, no? Ed è italiano ma al tempo stesso è anti-italiano, no? È americano ma è anti-americano, è francese ma è anti-francese, no? E in quanto tale è un traditore, è una minaccia intestina e in quanto tale è uccidibile. È uccidibile. Questo vale per i socialisti che nel mirino propagandistico del Mussolini degli anni '20, lui ex socialista, cadono dentro questo dispositivo, no? Che esclude, emargina, ma presentandoti come qualcosa che sta dentro, no? Una specie come se tu un tumore, non ci vuole, no? Qualcosa che ti è cresciuto nel corpo, e che fai? Non lo recidi? Certo che lo recidi, non solo hai diritto a reciderlo, ma hai il dovere per salvarti la vita di reciderlo, no? Il fascismo che al tempo stesso violenta gli italiani ma li seduce con questo schema facile, no? La complessità della vita moderna ci opprime, le tasse, la cosa, le bollette a fine mese, il gas, Putin, la cosa. Ributtiamo a mare gli immigrati. Tranquilli. No, l'altro giorno mia figlia, che
c'ha meno di 2 anni, io ero lì che mi chinavo per legarmi le scarpe, lei si è chinata e mi ha detto: tranquillo papà, ti aiuto io. No, l'aveva sentito da noi, tranquilli, no. Tutta la realtà non è così complessa, c'è un unico problema, si riduce al nemico, il nemico è un invasore, no, però accampato sul nostro territorio, è qualcosa di intestino, quindi è uccidibile, anzi deve essere ucciso, deve essere buttato a mare, deve essere, lo puoi andare a prendere di notte nel casolare e ammazzarlo davanti ai figli. Questi erano i fascisti di prima. Sta di fronte a te, no? Non ti devi aspettare il suo arrivo come nelle trincee della prima guerra mondiale, i gas vaporosi, no? Il fuoco che piove dal cielo, l'incursore che ti taglia la gola da dietro. Sta lì davanti, lo vedi, è lì, è il socialista, sta in piazza, c'ha la bandiera, no? E io sto a fianco a te. È una promessa difficile da resistere, no? È un dispositivo, io penso così, si applica allora ai socialisti, dopo a questi, dopo a quegli altri, e in quanto tale ha ragionissimo, io parlo come i bambini piccoli, ha ragionissimo la professoressa Albanese, è un dispositivo che è essenziale al fascismo delle origini in tutta la sua storia. A un certo punto quel dispositivo si applica agli ebrei, no? Si applica agli ebrei. È una promessa, io la dico così, e anche questa è retorica, è una promessa che non promette niente, no? Perché è vuota, però mantiene la promessa. Vabbè, ma avremo finito adesso, no? Faccio l'ultima domanda. Sono le 7:10. Mi hanno detto altri 10 minuti. Sì. Allora, sì, ovviamente nel caso dell'antisemitismo c'è qualcosa dietro, diciamo, di più profondo dal punto di vista culturale, religioso, eccetera. Ma insomma, sì, però io credo adesso qua non fai il dibattito. Secondo me c'è una in questo, però questa è opinione, è opinione, quindi come tale prendetela. C'è una certa propensione degli storici nel cercare intanto qualcosa di più profondo, no? Mentre a volte a perderci è una maledetta superficialità. E poi nel cercare i processi di determinazione storica, no? In termini di causa-effetto più o meno riconoscibili, no? Allora tu vai a cercarlo l'antisemitismo, che ovviamente è un fatto storico di portata enorme, e allora lo trovi. Vabbè, ma ne discuteremo ancora. Va bene. Allora, l'ultima questione che volevo porti è come mai ha così successo M? Ne abbiamo parlato tante volte e io vorrei parlarne per questa ragione specifica. Allora, ovviamente c'è un libro, c'è uno scrittore, c'è un tema, eccetera, però diciamo allora, ci sono due cose di cui vorrei parlare con te. Una è il timbro con cui la voce di Mussolini risuona nei nostri giorni, che è un tema importante e senz'altro, diciamo, significativo. Qualche settimana fa, no, forse qualcosa di più, è stato pubblicato da Feltrinelli un volume di scritti e discorsi di Benito Mussolini curato da David Bidussa. Anche quello sta avendo un incredibile successo. Allora, questo che cosa ci racconta? Ci racconta degli italiani che leggono le parole di Benito Mussolini, e nei tuoi libri ci sono tantissime parole di Benito Mussolini, e in qualche modo attraverso quelle parole pensano, credono di capire il fascismo, o hanno voglia di ascoltare quelle parole per capire che cosa, quale tipo di fascino promanava da quelle parole, o ancora, diciamo, sentono un elemento, diciamo, seduttivo, di contrasto, eccetera, che risuona. Diciamo, lo spettacolo teatrale ricavato da M ha anche tantissimo di questo, no? Mi è capitato di sentire, purtroppo non ho ancora visto lo spettacolo, ma insomma, quest'uomo che sta sul palco e recita interi discorsi di Mussolini è perturbante per l'italiano e l'italiana di oggi. Allora,
Cosa facciamo di questa cosa? Cioè, M di Scurati è un esperimento, un progetto narrativo, eccetera, unico. Io ho fatto una verifica per ragioni per delle cose che sto scrivendo, ma non esiste niente in Spagna su Franco che sia come M di Scurati, non esiste niente in Portogallo su Salazar e non esiste neanche niente in Germania su Hitler. Cioè non c'è nessun narratore contemporaneo che si sia posto il problema di raccontare la biografia del dittatore in termini narrativi. Però ti sei un po' risposta. Però aspetta, dai. Professoressa Albanese, ti sei un po' risposta. Però, se posso dire, c'è un'attenzione, una presenza del nostro discorso pubblico, degli storici, eccetera, intorno al dittatore degli anni 2020 che non c'era negli anni 90 e 80. Allora, secondo me questo non ha a che fare solamente con la censura o con l'autocensura, ma ha a che fare con i tempi che viviamo. Allora, questo è diciamo, quello che ti volevo sottoporre. Allora, innanzitutto voglio dire al gentile pubblico che la domanda che la professoressa Albanese ha formulato con un accento così urbano e cortese, come ogni altra cosa che ha detto, e cioè perché M ha tanto successo. Alcuni suoi colleghi storici, soprattutto quelli che collaborano con il Corriere della Sera, se la pongono con a denti stretti, perché M ha tanto successo. No, questa è una cosa. E l'altra cosa che vorrei dire è che un po' dovete rassegnarvi, voi storici, nel senso che il grande successo di M, e qui cito l'autorità della Presidente, ha a che fare con la sua natura di romanzo forse perfino ben riuscito, forse perfino innovativo nella forma narrativa rispetto al genere del romanzo storico, perché adesso non sta a me fare un'autoanalisi del mio lavoro, perché è un romanzo che aderisce finché può ed è un romanzo al lavoro fatto dagli storici, io lo chiamo documentario molto più di quanto non facciano normalmente anche i romanzi storici ben documentati. E come ci ricordava la Presidente, il romanzo ha per sua vocazione proprio d'origine questa tensione maggioritaria, diciamo, no? Questa spinta inclusiva. Il romanzo è per sua natura democratico in quanto forma, diciamo, letteraria. È questo. Non andate a cercare spiegazioni di tipo, diciamo, socioculturale. Io lo dico, guarda, con grande serenità, o che attingano alla cronaca politica degli ultimi mesi, che certo non nasce negli ultimi mesi, ma ha una sua storia alle spalle, la spiegazione del fatto che questo libro abbia incontrato così tanti lettori. Si può forse adottare quella spiegazione per libri più prêt-à-porter, no? Che proprio nascono su quell'onda, ne cavalcano la cresta e poi quando quella spuma di superficie torna silente scompariranno con essa. Non faccio nomi, ma tanto ormai sono talmente numerosi, oltre ai libri importantissimi di grandi storici che giustamente hanno guardato alla data del 100° anniversario di Marcia su Roma per completare la loro opera, ce ne sono più di uno. Io mi permetto di dire, poi non dovrei essere io a parlarne, ma visto che me lo chiedi te ne parlo. A parte che M viene
come dire, anche editorialmente viene un po' prima, ma non si può spiegare, e qui permettimi di dire, non si deve neanche spiegare il suo successo in termini di centinaia di migliaia di lettori incontrati con il fatto che gli italiani vorrebbero sentire ancora la voce di Mussolini, no. Primo perché M ha successo in tutto il mondo, basterebbe questo. Anche gli spagnoli vogliono sentire la voce di Mussolini, anche i tedeschi vogliono sentire la voce di Mussolini, anche i francesi. Insomma, non penso possa essere questa la spiegazione. E poi perché comunque almeno il primo volume, quello del 2018, ha già un po' diciamo così, una sua ricezione, no? Ha incontrato 500.000 di lettori in Italia che come usa oggi nell'epoca della loquacità di massa, no? Hanno espresso la loro esperienza di lettura in migliaia e migliaia di luoghi sulla rete, e nel 99% dei casi non è un'esperienza di lettura di chi è emozionato o gratificato per il fatto di aver sentito la voce di Mussolini, che pure io mi sono sforzato, no, di far udire. No? Io tra le tante proibizioni che mi sono assegnato per rimanere aderente per quanto possibile ai fatti storicamente documentati, c'è anche quella di rinunciare all'introspezione del romanziere, che a un certo punto si inventa ciò che secondo lui il personaggio storico in quel momento ha provato, sentito. Io anche quando ovviamente cerco di restituire il punto di vista di Mussolini sulle cose, lo faccio pescando dalle sue stesse parole, dai suoi testi, dai suoi discorsi, dai suoi articoli, no? Quindi cerco di farlo anche pensare e vedere, guardare il mondo con le sue stesse parole. Però se noi vediamo queste migliaia di testimonianze di lettori che hanno incontrato questo libro, è del tutto evidente che se c'è una congiuntura, no, diciamo storico-culturale che contribuisce al successo di questo libro, che sicuramente c'è, non è che è l'incontro tra questa congiuntura storica-culturale e magari qualche merito dell'autore, no? Ma sicuramente c'è la congiuntura, perché se no i meriti dell'autore non sarebbero bastati a farne sto fenomeno, ma quella congiuntura casomai è più evidentemente dalla parte di chi a un certo punto ha cercato in un romanzo, no? Una mappa cognitiva che lo orientasse in un mondo, quello attuale, della politica odierna, che lo disorientava e lo spaventava. Cioè è chi ha cercato di, conoscendo, forse per la prima volta o approfondendo la conoscenza del fascismo e di Mussolini, di capire qualcosa che lo sgomentava e che non capiva. No, ciò che sta accadendo nella politica odierna, non solo in Italia, in Europa, i populismi, i sovranismi, le nuove destre, e che gli faceva paura. Non chi voleva ascoltare la voce di Mussolini, ma chi aveva paura e sgomento di fronte a quell'eco, se vogliamo, della voce di Mussolini. Per il 99% dei lettori di M, non tutti, la lettura di M è stata magari anche in maniera, forse magari anche fuorviante, non lo so, perfino eccessiva, un po' una palestra di democrazia, di sentimento democratico, che per chi si è detto oh, cavolo, ma noi siamo stati capaci di questo, abbiamo fatto questo, allora capisco tante cose di oggi. No, non viceversa. Questo è evidente secondo me non solo da ciò che è questo libro, no, questi libri, ma dal modo in cui sono stati letti e dal modo in cui migliaia di lettori hanno testimoniato la loro esperienza. E in conclusione, non voglio abusare della vostra pazienza, anche perché qui è l'ora dell'aperitivo e io ricordo che almeno in questa città l'happy hour pare l'abbiano inventato a Milano, però diciamo quell'abitudine lì qui c'era da molto prima. Tutto questo, se discende da qualcosa, discende dalle virtù del romanzo, in cui io credo, e mi piace concludere dicendo una parola sul romanzo. Io credo nel romanzo come forma di conoscenza, no? Al suo meglio, non so se io rientro in questa categoria. Penso che il romanzo sia una forma di conoscenza. Ci sono degli appassionati del romanzo qua, che, guardate, è benigna, mentre il saggio può anche essere malvagio,
no, il trattato, pensiamo a Mein Kampf. Adesso dovrei fare uno sforzo per pensare a un romanzo, ma io da romanziere forse lo idealizzo, che abbia avuto un effetto malvagio di ampia portata nella storia dell'umanità. Benigna, anche per la sua profonda natura democratica, è quello che vi dicevo prima, attenzione, una forma di conoscenza che non entra minimamente in competizione con le altre. Sono tranquillissima, a differenza, a differenza dei romanzieri, che invece a volte sono competitivi e anche litigiosi e anche polemici, a cominciare dal sottoscritto, il romanzo no, il romanzo coopera, anche perché il romanzo non è qualcosa, non ha la questione identitaria, no? Cosa sei tu? Sono fascista, sono comunista, sono un romanzo? No, il romanzo, come ci hanno insegnato i grandi maestri, da Bakhtin e cose, cioè sottopone a sollecitazione tutte le altre forme letterarie, no? Le scuote l'albero del saggio, scuote l'albero del trattato, scuote l'albero della poesia e ruba i frutti che cadono e butta tutto dentro. Questo fa il romanziere, io questo faccio, scuoto l'albero dell'albanese, vedo quello che mi serve, dico no, questo non mi piace, questo non mi torna perché poi questo mi crea degli altri problemi, no? Prendo e rimpasto e faccio il mio libro ed è per sua vocazione democratico, perché invita chiunque, no, ad entrare nel regno della conoscenza, della sua forma di conoscenza, no? Dice a tutti: venite, siete benvenuti. I saggi degli storici spesso non possono rivolgere questo appello a chiunque, ma per loro natura, quelli degli storici italiani poi in particolar modo, anche se adesso questo è un luogo comune, molti storici della nuova generazione, qualcuno anche della vecchia, sono degli ottimi narratori, anche delle cose, però ce ne sono, per esempio voi prendete De Felice, adesso fatemi dire questa cosa, soprattutto gli ultimi volumi, quelli lì sulla perché Hitler, perché Mussolini si allea con Hitler, provate a trovare la risposta dentro gli ultimi 2 volumi di De Felice, cioè è una roba che ma non c'è, perché anche lui poi si contorce, ripete 10.000 volte la stessa cosa. Il romanzo invece fa questo, dice: prego, entrate, no? La porta è aperta, noi questo possiamo offrirvi, pane e salame, no, non cibi particolarmente sofisticati, una pizza, un piatto di spaghetti con le vongole, con i caparossi, questo è il romanzo, però è per tutti, un bicchiere di vino buono, venite, è una roba democratica, è così. A me è l'onore di chiudere la serata e ci tenevo a ricordare che pochi giorni fa questo il titolo, M, l'uomo della provvidenza, è stato premiato con lo European Book Prize 2022, quindi veramente congratulazioni a Antonio Scurati. Adesso devo andare al Parlamento europeo a ritirare questo premio e mi fanno parlare per 10 minuti. Adesso devo pensare bene a cosa dire. Vabbè, ecco. 10 minuti sono tanti. E ci tengo poi a ricordare che Antonio Scurati sarà disponibile per la firma copie. Se volete, qui abbiamo tutta la trilogia di M. 26. E ringrazio Giulia Albanese per questo stimolante dialogo sul libro e ovviamente l'Ateneo Veneto per aver ospitato questo incontro e anche il prossimo che si terrà il 21 dicembre con i monumenti del Dogi. Grazie e buona serata.